Settima corsa, un confronto per 5-6 anni. Problemi per Ettore Del Sauro che rimane una ventina di metri indietro. 1 Etel del Ronco, 2 Stalba Pax, 3 Eastwood B, 4 Ettore Del Sauro, 5 Elegante Dan, 6 Emiroz, 7 Elegance B, 8 Edin dei Daltri, 9 Eubuleo. Cambia la fisionomia tattica della corsa perché non parte Ettore Del Sauro che rimane in ultima posizione. Al comando è Stalba Pax impegnata al largo da Elegante Dan che va a chiedere strada. Passa Elegante Dan a condurre nei confronti di Estalba Pax, terza posizione per Etel del Ronco. All'esterno c'è Miroz che rimane di fuori per l'inserimento di Edin dei Daltri. Numero 4 Ettore Del Sauro squalificato. È in ultima posizione Elegance B che inizia la sua progressione esterna. Elegante Dan rallenta il ritmo, Elegance B punta con decisione in terza ruota dopo 400 metri passati in 32. C'è un 15,8 per questo paletto. Lorenzo Baldi riallunga prontamente, però una volta sentita la presenza di Elegance B che sta arrivando all'esterno, va accanto ad Estalba Pax al completamento dei 600 metri in 45,6. Elegante Dan al comando, Estalba Pax in seconda posizione, al largo Elegance B che avanza, si trascina Emiroz e quindi Eubuleo. La terza posizione in corda è per Etel del Ronco che precede Edin dei Daltri alla retroguardia Eastwood B. 1 minuto spaccato gli 800 metri di gara. Accelera con decisione Elegante Dan che mette in difficoltà Elegance B sulle curve. 14,4 di frazione, 1,14,4 il chilometro. Elegante Dan in chiara evidenza, Elegance B che si è fermata lì a lato di Estalba Pax. Le due sulla retta provano a riavvicinarsi al fuggitivo che fa ancora un 14,4 sulla retta di là, 1,28,8 tre quarti di miglio. Scappa Elegante Dan che apre tutto sulla curva per mettere in difficoltà Elegance B che trotta poco. Estalba Pax ha perso un paio di lunghezze, poi ancora Emiroz ed Etel del Ronco. La retta d'arrivo per Elegante Dan che è in netta evidenza nei confronti di Estalba Pax ed Elegance B. Elegante Dan se n'è andato dalla compagnia nel finale. Elegante Dan che viene a vincere nettamente al secondo. Elegance B piega una comunque valida Estalba Pax, 29,1 ad arrivare, 1,13,4 per il ciocco anche cronometrico di Elegante Dan. La forma era buona, è andato al comando, non si è mai fatto avvicinare. Lorenzo Baldi allena e guida per i colori della signora Pasqualina Castaldo. Vince in bello stile il figlio di Nadal Sheba che una volta presa la testa non si è mai lasciato avvicinare da Elegance B, la cui maledizione della pista piccola continua, non ha ancora colto un successo. Arriva a seconda, mentre al terzo è Estalba Pax in numeri 5-7-2, l'arrivo della settima.